La consigliera regionale Baldin ha presentato un emendamento approvato in Consiglio in cui si prevede che la Giunta regionale sia autorizzata a riconoscere contributi ed interventi di formazione e aggiornamento professionale del personale delle imprese agromeccaniche, da oggi anche in materia di sicurezza sul lavoro. Il settore agricolo in Veneto è uno tra quelli che contano il maggior numero di infortuni. Diventa quindi importante investire in formazione, afferma Baldin, aggiungendo: nei prossimi mesi verificherò che la Giunta si attivi effettivamente per sostenere economicamente gli interventi di formazione autorizzati con l'emendamento di oggi. Bocciato l'ordine del giorno per chiedere al governo di rivedere le politiche su carburanti e accise, chiedendo a Zaia di farsi portavoce delle preoccupazioni del settore nei confronti del governo Meloni, considerato che gli aumenti del caro benzina si ripercuotono sui consumatori, ma la maggioranza si è opposta. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.